che ognuno veda la verità, seguendo la via che porta al cielo. Vogliamo vedere Gesù innalzato, uno stendardo per la nazione, che ognuno veda la verità, seguendo la via che porta al cielo. Vogliamo vedere, vogliamo vedere, vogliamo vedere Gesù innalzato, vogliamo vedere, vogliamo vedere, vogliamo vedere Gesù innalzato. Passo passo andiamo avanti e la nazione nostra sarà. Ogni preghiera è un'arma potente e la potenza cadrà, 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 cadrà. Vogliamo vedere Gesù innalzato, uno stendardo per la nazione, che ognuno veda la verità, seguendo la via che porta al cielo. Vogliamo vedere Gesù innalzato, uno stendardo per la nazione, che ognuno veda la verità, seguendo la via che porta al cielo. Vogliamo vedere, vogliamo vedere, vogliamo vedere Gesù innalzato, vogliamo vedere, vogliamo vedere, vogliamo vedere Gesù innalzato. Passo passo andiamo avanti e la nazione nostra sarà. Ogni preghiera è un'arma potente e la potenza cadrà, 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 cadrà. Vogliamo vedere, vogliamo vedere, vogliamo vedere Gesù innalzato, vogliamo vedere, vogliamo vedere, vogliamo vedere Gesù innalzato. Passo passo andiamo avanti e la nazione nostra sarà. Ogni preghiera è un'arma potente e la potenza cadrà, 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 cadrà. E la vittoria abbiamo in Gesù nostra bandiera. La vittoria abbiamo in Gesù. La chiediamo a Dio che ci dà la vittoria. La vittoria abbiamo in Gesù nostra bandiera. La vittoria abbiamo in Gesù. La chiediamo a Dio che ci dà la vittoria. Tu sei detto. Alleluia, Signore. Posso io danzare in libertà, perché sono suo figlio, perché sono suo figlio. Posso io cantare in libertà, perché sono amato, perché sono amato. Possiamo sentire l'allegria, possiamo sentire la gioia, sembra di gioia.
gioia, c'è guarigione in Dio, possiamo adorare. C'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà, c'è libertà, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà, c'è libertà. Possiamo sentire l'allegria, possiamo sentire la gioia, c'è guarigione in Dio, possiamo adorare. Possiamo sentire l'allegria, possiamo sentire la gioia, c'è guarigione in Dio, possiamo adorare. C'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà, c'è libertà, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà, c'è libertà, c'è libertà nella casa, c'è libertà nel danzare, c'è libertà nella casa, c'è libertà nel danzare, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà, c'è libertà, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà, c'è libertà. Siamo liberi, con il suo sangue, libero sono. Noi siamo liberi, con il suo sangue, libero sono, libero sono. Proprio quando sono qui con te, tu vinci per me le mie battaglie. Proprio quando sono qui con te, tu vinci per me le mie infermità. In te io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo ha donato il suo sangue. In te io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo è in me. Tu sei la forza nella debolezza, sei la speranza del cuore mio, tu sei la certezza in un mondo che è senza, tu sei il mio Dio, non dubito.
proprio quando sono qui con te, tu vinci per me le mie battaglie. Proprio quando sono qui con te, tu vinci per me le mie ferita. In te Dio io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo ha donato il suo sangue. In te Dio io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo è in me. Tu sei la forza nella debolezza, sei la speranza del cuore mio, tu sei la certezza in un mondo che è senza, tu sei il mio Dio, non dubito. Se Gesù tu sei con me, chi sarà contro di me? Se tu Gesù sarai con me, io vincerò comunque. Se Gesù tu sei con me, chi sarà contro di me? Se tu Gesù sarai con me, io vincerò comunque. Se Gesù tu sei con me, chi sarà contro di me? Se tu Gesù sarai con me, io vincerò comunque. Se Gesù tu sei con me, chi sarà contro di me? Se tu Gesù sarai con me, io vincerò comunque. Tu sei la forza nella debolezza, sei la speranza del cuore mio, del cuore mio. Tu sei la forza nella debolezza, sei la speranza del cuore mio. Tu sei la certezza in un mondo che è senza, tu sei il mio Dio, non dubito. Tu sei il mio Dio, non dubito. Spirito Santo, alleluia, gloria a Gesù, alleluia, alleluia. Quanti credono che in mezzo a noi c'è la presenza del Signore? Ma non dire amen se non lo credi. Voglio riporti questa domanda. Non avere paura, non crearti problemi se non credi che c'è la presenza del Signore in mezzo a noi. Questa mattina io sono qui per sfidarti, sfidare ognuno di voi. Avete visto il messaggio che ho mandato questa mattina a tutti quanti? Il Signore mi ha fatto vedere chiaramente, quando ero in ospedale, una visione nella Chiesa che accadrà e succederà. Quindi questa mattina io vi chiedo quanti credono che il Signore è in mezzo a noi. Alleluia, gloria a Gesù. Accomodatevi un attimo. Voglio ringraziarvi per le vostre preghiere innanzitutto. Voglio ringraziarvi per il vostro affetto, per il vostro amore. Sono qui davanti, non so per quanto tempo potrò restarci, ma ci sono. Se mi vedete scappare,
non vi preoccupate, perché è lo Spirito Santo che guida il culto, non sono io. Amen. È una gioia che mi trovo in mezzo al popolo di Dio. Voglio ringraziare il Signore anche per Jonathan, che è qui. Il Signore ha messo la sua mano, un incidente pazzesco. Il Signore sa chiamare i suoi figli nel momento opportuno. La parola di Dio ci dice che Lui chiama una volta, due, anche tre volte. Pensate quanto è buono il nostro Papà celeste. Voglio iniziare con alcuni versi e poi passeremo a una profonda lode e adorazione. Voglio iniziare con un verso nel Salmo 118, il versetto 4, che dice: questo è il giorno che l'Eterno ha fatto, festeggiamoci e rallegriamo in esso. Tu ed io non sappiamo mai qual è il giorno buono. Tu ed io non possiamo vantare di nulla, non sappiamo niente. Ieri sera con il pastore Emanuele ci siamo sentiti, allora ci vediamo domani, questa notte è rimasto a letto, bloccato. E che gli è andata bene. Tu ed io non sappiamo. Non sappiamo niente, ma posso dirti una cosa, che tu sei questa mattina, puoi essere grato a Dio perché sei qui. E quello che tu deciderai questa mattina ne vale per l'eternità, per la tua vita. E questa è la nostra responsabilità, quello di predicare l'Evangelo di Gesù Cristo. Voglio leggervi il secondo passo della parola di Dio che lo Spirito Santo ha messo nel mio cuore. Si trova in Isaia, al capitolo 57, versetto 18. Ascoltate cosa dice la parola di Dio. Qui nessuno è escluso da questo passo. Questa mattina nessuno di noi è escluso. Questo è ciò che afferma la parola di Dio per te questa mattina. Ascolta bene. Io ho visto le sue vie e lo guarirò. Lo guarirò e ridarò le mie consolazioni a lui e a quelli dei suoi che sono afflitti. Cioè non solo a lui, ma anche a quello dei suoi che sono afflitti. Cioè una situazione che il tuo carattere, il tuo comportamento, la tua vita, il tuo peccato ha riportato all'interno della famiglia. E ne stanno soffrendo. O meglio, tu sei vittima di una situazione dei tuoi genitori e quindi lo stai pagando quel prezzo. Ma Dio non ti ha lasciato solo. Dio ha visto. Io ho visto le sue vie e lo guarirò. Io creo la lode che esce dalle labbra. Pace, pace a colui che è lontano, a colui che è vicino, dice l'Eterno. Qui vediamo l'azione della Trinità insieme. Qualcuno dice: ma dov'è la Trinità nella Bibbia? La Trinità c'è sempre. C'è il Padre, c'è il Figlio, c'è lo Spirito Santo. Nel principio la parola era e la parola era Dio. Gesù è la parola che è stata fatta carne ed è abitato un tempo in mezzo a noi, pieno di grazia e di giustizia e di volontà. Guardate la Trinità. Dio Padre, io ho visto e lo guarirò. Guardate come si parlano fra di loro. Io ho visto e lo guarirò. Gesù il Figlio dice: io gli darò la mia consolazione. Vi ricordate Gesù prima di ascendere al cielo che cosa ha detto? Il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Io vi lascio quello che il mondo non può darvi, vi lascio la mia pace.
quella pace che il mondo non potrà darvi. E la parola di Dio ci dice anche che la pace di Cristo, che sopravanza ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. La pace di Cristo. Quanti hanno bisogno di pace questa mattina? Non vergognarti. Questa mattina io voglio predicare a coloro che sono nella fede da oltre 20 anni, 25 anni, eppure si stanno portando dietro ancora dei legami. Tu pensi che essendo salvato, avendo conosciuto il Signore, non ci siano più problemi? Chi ti ha predicato queste cose ti ha detto una grossa sciocchezza. Perché Gesù diede una testimonianza verace e disse ai Suoi: nel mondo avrete tribolazioni. Hanno odiato me e odieranno anche voi. Anzi, da quando abbiamo scelto il Signore ne abbiamo di più problemi. È vero o non è vero? Abbiamo di più. Però abbiamo il Signore con noi, che è completamente differente. E poi l'azione dello Spirito Santo. La parte terza. Lo Spirito dice: io creerò la lode nella loro bocca. Amen. Io non so pregare, Signore, non so chiederti, non sono capace, non ti preoccupare. Questa mattina quello che vuole il Signore è che tu sia sincero. Mi stai seguendo? Guardate, non so quanto tempo resto qua su, però voglio che quelle poche parole che dirò le ascolti bene, perché sono qui per la grazia di Dio. Ok? E sono qui per la sua obbedienza. Ci sono dei legami nella tua vita. Ho fatto un sogno mentre ero in ospedale e ho visto questo. Ho visto credenti che si tirano dietro questo. Ce l'hanno al piede e continuano ad andare in chiesa, continuano a camminare, continuano a vivere la loro vita. Non è questo quello che il Signore ha stabilito per te. Quando il Signore fa liberi, fa veramente liberi. Ci sono delle situazioni nella tua vita, dei legami che ti porti da quando eri bambino, da quando eri ragazzo. Ci sono delle ferite profonde nel tuo cuore che non hai mai confessato a nessuno. Hai subito violenza, hai subito maltrattamenti. Ci sono delle situazioni nel tuo carattere così aggressivo, così, perché è un modo di difesa. E tu lo sai bene. Sai che per difenderti devi essere forte e gli altri non capiscono. Ma non capiscono qual è il vero problema della situazione. Il nostro Signore Gesù, quando liberava, andava alla radice del problema e poi liberava, poi dava guarigione fisica. Ma se vi ricordate, Gesù diceva: i tuoi peccati ti sono rimessi. Alzati, cammina. Ci sono dei legami. Io l'avevo visto questa palla. Il mio sogno era che io ce l'avevo al piede e giravo per la chiesa, questa palla qui. E questa palla, con tutte queste cose che voi avete visto, l'ho fatta a casa, avevo un po' di tempo per farlo. Ho scritto su tutte le cose che mi lampeggiavano su questa palla e io le vedevo. E ognuno di voi che vedevate questo confessavate a Dio la propria situazione. E nel momento in cui lo confessavate, lo Spirito Santo scendeva e portava guarigione, portava liberazione. Cattiverie, mancanza di perdono, non riesci a perdonare, eppure vieni in chiesa, eppure ascolti i messaggi, le predicazioni, la domenica,
sei più o meno benedetta. Te ne vai a casa con quel poco perché per te è stato sufficiente. Ma Gesù ha detto: io sono venuto affinché abbiano vita e vita ad esuberanza. Egli non si accontenta e non vuole che tu elemosini la sua benedizione. Egli vuole che tu sia una benedizione per gli altri. Quante volte mi avete sentito dire: in questo mondo c'è bisogno che la Chiesa dimostri di essere la Chiesa di Gesù Cristo. E Gesù ha detto: voi farete miracoli maggiori di quello che avete visto fare a me. E se l'ha detto Gesù è vero, io ci credo. Paure. Ci sono dei legami di paura nella tua vita. Non so il perché, tu lo sai. Dipendenza. Hai una dipendenza dal sesso? Hai una dipendenza che non hai confessato a tua moglie, a tuo marito? C'è una dipendenza e questo ti tiene legato. È un legame nella tua vita. Tu pensi: sono nato di nuovo? Va bene? Il Signore lo sa? Sì, il Signore lo sa. Ma Lui non vuole soldati che non possono andare in guerra. Non vuole che tu predichi qualcosa che non hai sperimentato nella tua vita. Perché tutti coloro che fanno parte del corpo di Cristo sono persone che hanno sperimentato nella propria vita, sulla propria pelle. Dicevo in questi giorni all'infermiera che mi era vicino: ho capito che cosa significa le persone che non hanno le gambe. Perché quando mi hanno fatto l'anestesia mi hanno addormentato tutto il lato di sotto. La testa c'è, tu pensi che ti puoi muovere, addirittura c'era quel coso che ti puoi tirare su, ma non ce la fai neanche se vuoi. Se non ti vengono ad alzare non ce la fai. E allora puoi capire che cosa attraversano quelle persone che non hanno le gambe. Il Signore a volte ci fa attraversare per delle situazioni affinché noi comprendiamo l'altro. E quello che voglio subito escludere questa mattina ed essere chiaro: che io non sono qui per giudicare nessuno di voi. Non ne sarei in grado di poterlo fare, ma sono qui perché voglio aiutarti affinché tu possa essere completamente libero. Se tu te ne vuoi tornare a casa così come sei venuto, non ti preoccupare, lo puoi fare tranquillamente. Ma se tu invece questa mattina, così come sei, vai al Signore e confessi al Signore: eccomi qui, sono io questo, sono io che ho rancori nel mio cuore. Se non cacci via il rancore dal tuo cuore, Dio non potrà mai operare nella tua vita. Forse hai qualcosa con tuo padre, con tua madre, con tua sorella, hai chiuso legami da tanto tempo. Sono legami, sono rancori. Per quanto è possibile a voi, vivete in pace con tutti. Questi sono i figli di Dio nati di nuovo. Invidia. Ma io non invidio nessuno, però sai, vorrei avere quella cosa che c'ha quella persona. Però sai, vorrei che almeno il Signore guardasse un po' giù. Ho sentito anche questo dai fratelli. Se il Signore non guardasse giù, guai a noi. Puoi essere un fariseo, come lo sono stato io per tanto tempo. Un fariseo evangelico. Un fariseo che alla luce della parola di Dio si permetteva di giudicare, di prendere la parola di Dio e usarla come un codice di diritto penale. Ah, tu stai vivendo questo perché non fai questo. Ah, se tu faresti questo. Ah, ma la parola di Dio è chiara. Dice questo, dice quest'altro.
Ho sentito una predica del fratello Gennaro Chiocca l'altro giorno, era sotto la tenda a Napoli, a Ponticelli. Ha fatto una predicazione straordinaria, incredibile. E io mi sono alzato per quello che potevo, mi sono messo a lodare il Signore, perché solo lo Spirito di Dio può fare questo. Non c'è nessuno che lo può fare. Questo lo voglio ricordare a voi e lo voglio ricordare a me. Dio non metterà mai vino nuovo in otri vecchi. Se noi siamo farisei, Dio non metterà mai vino nuovo nei farisei. È una delle classi dove Gesù si arrabbiava con loro. Si arrabbiava con i farisei. Dice, voi siete dei sepolcri imbiancati. Come sapete, o forse non lo sapete, Gennaro Chiocca ha diverse case lì a Lodi. Il Signore lo sta visitando in maniera straordinaria. Ci sentiamo quasi un paio di volte alla settimana. Abbiamo la stessa visione, grazie a Dio. E Dio lo sta visitando in maniera straordinaria. Ha una casa per le prostitute, le persone, ragazze abbandonate in strada, ne ha tirate più di 450 adesso. Sono divise in tante case. C'è una casa per ex detenuti che stanno scontando gli ultimi giorni della loro pena, gli ultimi mesi. Ha aperto una casa per anziani. Ha diverse strutture per i bisognosi. Ci sono più di 40 persone che lavorano a tempo pieno della Chiesa. Ci sono la bellezza, perché di notte ci sono anche ragazze che si prostituiscono, ragazze che sono incinte, che corrono lì, che hanno problema di parto e quindi loro l'assistono. Ci sono delle sorelle medici, ginecologhe, e quindi sono lì a aiutarlo, a affiancare il fratello Gennaro. Mi raccontava che c'era un uomo di 91 anni, di cui lo hanno chiamato e gli hanno detto: Pastore Gennaro, non abbiamo posto dove poterlo mettere. A questo qui gli mancheranno 10-15 giorni di vita. Lo potresti tenere nella tua struttura? E lui ha detto sì. Dovete pensare che in quella struttura la maggior parte ci sono le sorelle, donne, però sono autosufficienti. E lui ha detto sì, va bene, portatele. Quindi l'hanno portato, lui ha detto, è stato dal pomeriggio fino alla sera con lui, era sdraiato, ogni volta lo guardavo, quest'ora era più di là che di qua. Lui si aspettava che prima o poi venissero i parenti, amici, qualcuno, perché gli avevano trasportato soltanto il letto con lui e basta, non avevano portato altro. La mattina seguente, quando entra dentro, i responsabili della casa di riposo gli vanno vicino e gli dicono: Pastore Gennaro, dice, guarda, c'è una situazione un po' particolare. Dice, che è successo? Dice, vieni a vedere. Quindi va a vedere, a fianco di quest'uomo c'è una statua di Padre Pio alto 1,50 m. Dice, cosa facciamo? E lui ha detto, cosa facciamo? Sanno che questa è una struttura evangelica, che noi le statue non le vogliamo all'interno della cosa facciamo? Se vengono i parenti gli diciamo che questa statua ha aspettato fino al pomeriggio, questi parenti non arrivavano, e lui stava lì per togliere quella statua, quando ha sentito la voce dello Spirito Santo che ha parlato al suo cuore, ha detto: non toccarla, non ti permettere di toccarla. Fratelli, c'erano diversi pastori presenti nelle assemblee di Dio, sotto la tenda, diversi pastori presenti. Potete andarla a vedere, andate a vedere il culto a Ponticelli, sotto la tenda di Cristo è la risposta. Non toccarla. Lui adesso si creava un problema. Come dirò al gruppo e ai fratelli che lavorano qui: non la dovete togliere perché lo Spirito Santo mi ha detto di non toglierla. Perché ci sono i farisei. Mi state seguendo? Il giorno seguente lui è entrato la mattina e c'erano le sorelle, di solito li fanno trovare sulla sedia a rotelle nella sala grande, tutte quante aspettano a lui per fare un servizio di culto mattutina. E chi vede seduto? Questo uomo, che non ricordo il nome, 91 anni, seduto sulla sedia con la mascherina, tutto quanto così, e lui si siede a fianco a lui, lo guarda e lui dice: io non pensavo che ero lui. Dice: ma dove?
Dove è venuto fuori quest'uomo? Chi l'ha fatto entrare? E lui gli bussa sulla spalla, si abbassa la mascherina. Mi ha riconosciuto, pastore? E lui ha detto, che ci fai qui? E lui ha detto, vieni a vedere cosa è successo. L'ha portato in camera e non c'era più la statua. E lui ha detto, ma cosa è successo? E lui gli ha detto, questa notte una luce è entrata nella mia stanza. E mi ha detto, io sono quel Gesù che tu mi hai sempre cercato. Tu non hai bisogno di questo. Mettila via. E lui ha detto, vieni a vedere dove l'ho messa, era giù dal piatto del terzo piano. E lui diceva, se l'avessi fatto io avrei perso una persona, chissà che cosa sarebbe successo. Ma quando lo Spirito Santo viene e sa aspettare i suoi tempi, perché per ognuno di voi c'è un tempo e questa mattina è il tempo, il giorno che Dio ha fatto per te. Se tu lo credi, è per te questo tempo. Egli è qui per liberarti, ma tu lo devi confessare. Non te lo puoi portare ancora dietro. Forse non hai confessato a tuo marito, a tua moglie, non importa. Ma questa mattina tu devi confessare qual è quello che ti lega. La vanagloria, l'ipocrisia, l'invidia, la mancanza di perdono, la dipendenza, il peccato, la maldicenza, i rancori, le bugie, le amarezze, la falsità. Sono quelle cose che io ho visto e che il Signore mi ha detto, questo è l'impedimento, perché la mia presenza non scende in maniera potente in mezzo alla Chiesa e nella vita delle persone. Ora io ho finito la predica, io ho finito il messaggio, chiederei gentilmente al gruppo di salire qua su e chiederei ad ognuno di voi, stando lì, non vi preoccupate, state seduti, chiudete i vostri occhi, inchinate il vostro capo, perché ho visto che mentre lodavamo il Signore, mentre la Chiesa lodava il Signore, quello che voglio dirti questa mattina, quello che tu puoi fare non lo posso fare io, solo tu lo puoi fare. Tu puoi uscire da questo locale così come sei entrato, o puoi uscire da questo locale completamente cambiato e trasformato. Ascolta, puoi continuare a frequentare i culti, se Dio ti darà ancora tempo su questa vita, puoi continuare a frequentare altri 100 culti, puoi frequentare tante chiese che vuoi, ma vuoi continuare così? O vuoi essere libero o libera? Forse non senti più la gioia nel tuo cuore. Non riesci a apprezzare le cose che sono quelle cose che forse per te non avevano neanche valore o non hanno valore, ma io voglio dirti questo. Quando ho iniziato a scendere dall'ospedale ho iniziato a dare valore alle mie gambe. Forse qualcuno di voi questa mattina potrà dire ma voglio essere schietto. Andare a urinare in bagno per qualcuno è una stupidaggine. Per me adesso no. Diamo per scontato ogni cosa. Quelle cose che tu dai per scontato non lo sono. Non lo sono. Alzarsi al mattino, lavarti le mani, lavarti il viso, farti una doccia, avere l'acqua nella tua casa, nella tua famiglia, avere del pane sopra la tavola, non è niente per scontato. Niente è scontato. Benedici anima mia l'Eterno e non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Benedici anima mia l'Eterno. Tutto quello che è me, benedica il nome suo santo. Egli è quel che ti perdona tutte le tue iniquità, che sana tutte le tue infermità, che ti corona di benignità e di compassione.
Egli sazia di bene la tua bocca, ti fa ringiovanire come l'aquila, come lontano il levante dal ponente, tanto egli ha allontanato da te le tue trasgressioni. Nulla ci è dovuto. Vuoi continuare così? Ti accontenti? Ci sono dei legami nel tuo cuore. Solo quando ti libererai da legami, quello che il Signore vuole da te è un semplice passo. La donna samaritana disse a Gesù, quando gli disse: dammi di quest'acqua affinché io non abbia più sete, e Gesù andò alla radice del problema: vammi a chiamare tuo marito. Aveva avuto 5 mariti. Il suo problema era che non riusciva a trovare un uomo che l'amava. È una donna che non è amata, non vive la sua vita. Tutti abbiamo bisogno di amore. Vammi a chiamare tuo marito. Io non ho marito, ecco la confessione. E questa mattina quello che il Signore desidera da te è semplicemente che tu confessi dentro al tuo cuore qual è il tuo problema. Tu lo sai, io non lo so, forse non lo sa neanche la persona più vicino a te, ma se ci sono dei rancori, se c'è bugia, se c'è falsità, se stai continuando a camminare con dei legami nella tua vita e non lo confessi al Signore. Il fratello del figlio prodigo vide la sua condizione e disse: io mi leverò, e andò al padre mio. Vide la sua condizione. Questa mattina, se tu non vedi la tua condizione, non la può vedere nessuno. Sei solo tu che la puoi vedere, la condizione della tua vita. E tu che mi stai ascoltando da casa, solo tu conosci la condizione. Io voglio invitarti questa mattina, a tutti coloro che sono a casa, coloro che sono qui, ad alzarvi in piedi, per favore, a chiudere i vostri occhi. Ascolta, io farò degli appelli. Non venire qui davanti condizionato da un sentimento che non viene da una resa totale davanti al Signore. Noi a volte facciamo agire molto le nostre emozioni. Piangiamo anche ad un film. Ma questa mattina qui non si tratta di emozioni carnali. Lascia che il tuo cuore pianga davanti al Signore. Non importa se hai tuo marito, tua moglie. Voglio dirti, questo è il giorno che Dio ha fatto. Nessuno di noi sa niente del nostro futuro, ma qui, questa mattina, io sono certo, sono convinto al 100% che il Signore è qui per liberarti, per guarirti, per ristabilirti completamente, e che tu possa dire: segnati questo giorno, quel messaggio fatto da un bicchiere rotto è arrivato direttamente al mio cuore. Quella poca acqua che riusciva a tenere dentro è entrato nel mio cuore e mi ha guarito. Per favore, fratelli, aiutateci. Io non farò appelli a chiamare adesso, però se c'è chi, mentre lodiamo il Signore, sente nel suo cuore di confessare a Dio e viene qui davanti, non vi preoccupate, io vi raggiungerò fra poco. Venite pure qui davanti. Se il mio spirito forza non ha, so che il tuo spirito lo rafforzerà.
sola luce, la tua presenza lo ravviverà. A volto scoperto io contemplo te, Gesù, come te io sarò, come uno specchio io guardo la gloria tua, come te io sarò. E se il mio cuore è freddo ormai, so che il tuo spirito lo riscalderà. E se nel petto ho solo una pietra, so che il tuo nome inciderai. A volto scoperto io contemplo te, Gesù, come te io sarò, come uno specchio io guardo la gloria tua, come te io sarò. Perché tu, Gesù, hai versato il tuo sangue per me. Perché tu, Gesù, hai versato il tuo sangue per me. Perché tu, Gesù, hai versato il tuo sangue per me. Perché tu, Gesù, hai versato il tuo sangue per me. A volto scoperto io contemplo te, Gesù, come te io sarò, come uno specchio io guardo la gloria tua, come te io sarò, come te io sarò, come te io sarò. Hai subito violenza quando eri bambino. Ti hanno violentato. Lui lo ha visto, egli è qui per liberarti completamente. Ora scialapacanda la passaia. Alleluia, gloria a Gesù. Ci sono state ferite nel tuo cuore. Ci sono delle ferite che ogni volta emanano sangue nel tuo cuore. Cerchi di dimenticare, di tenerle nascoste, ma vengono fuori e tu continui a soffrire. Il Signore è qui per liberarti. Il Signore è qui per liberarti. Credi di aver sbagliato su una tua scelta, te ne stai chiedendo al Signore, ma perché?
Il Signore è qui per dirti: tu non hai sbagliato, io sono qui per guarire la tua casa, per guarire la tua vita. Tu non sei solo. Io ho visto e lo guarirò. C'è potenza nel nome di Gesù. C'è potenza nel sangue di Gesù. Alleluia. Non c'è niente che Dio non sappia di te. Se tu vuoi continuare a uscire così come sei, lo puoi fare, sei libero, perché Dio ci ha chiamati liberi, a libertà. Ma se tu vuoi essere cambiato, trasformato dalla potente mano di Dio, allora devi fare un passo di fede, non perché tu vieni avanti e lì non c'è il Signore, ma perché è un passo di fede. Eccomi, Signore, sono qui. Fa di me un vaso nuovo, dove gli altri possono bere. Signore, fa che gli altri nella mia stessa famiglia possono vedere che da oggi io non sono più la stessa, che al lavoro, nella mia attività, Signore, non sono più lo stesso, che certe parole dalla mie labbra non usciranno più, Signore. Ma Lui non è qui per giudicarti, non è qui per condannarti, è qui per guarirti. Io lo guarirò, lo guarirò. Metterò la mia lode sulla sua bocca. Amen. È tanto tempo che non riesci a lodare il Signore, Egli è qui, perché desidera guarirti, liberarti. Amen. Gloria a Gesù. Ora scialapacanda la passata. Mira la bellezza del Signore, le meraviglie della grazia sua. Vieni e vedi quanto amor per te. Mira il viso pieno di compassione, le sue mani forate vieni a toccare. L'amico che comprende potrai trovare. Sotto la croce sanguinante viene a stare. Il suo amor per noi non cambia mai. Egli è degno della nostra lode. Egli è degno della nostra lode. È glorioso, meraviglioso. Egli è il tutto per me. La pietra del sepolcro mossa è. La tomba è vuota, il corpo suo non c'è. Perché cerchi il vivo tra i morti? Gesù vive e non si trova qui. Egli è degno della nostra lode. Egli è
la pietra del sepolcro mossa è. La tomba è vuota, il corpo suo non c'è. Perché cerchi il vivo tra i morti? Gesù vive e non si trova qui. Egli è degno della nostra lode, egli è degno della nostra lode, è glorioso, meraviglioso, egli è il tutto per me. Egli è degno della nostra lode, egli è degno della nostra lode, è glorioso, meraviglioso, egli è il tutto per me. È glorioso, meraviglioso, egli è il tutto per me. Tu sei re, tu sei re, sei re Gesù, tu sei re, tu sei re, sei re Gesù. Noi eleviamo i nostri cuori, noi eleviamo le nostre mani, rivolti verso il tuo trono, lodando te. Noi eleviamo i nostri cuori, noi eleviamo le nostre mani, rivolti verso il tuo trono, lodando te. Tu sei re, tu sei re, tu sei re, tu sei re, sei re Gesù. Tu sei re, tu sei re, tu sei re, tu sei re, sei re Gesù. Noi eleviamo i nostri cuori, noi eleviamo le nostre mani, rivolti verso il tuo trono, lodando te. Noi eleviamo i nostri cuori, noi eleviamo le nostre mani, rivolti verso il tuo trono, lodando te. Tu sei re, tu sei re, tu sei
Noi eleviamo i nostri cuori, noi eleviamo le nostre mani, rivolti verso il tuo trono, lodando te. Noi eleviamo i nostri cuori, noi eleviamo le nostre mani, rivolti verso il tuo trono, lodando te. Noi eleviamo i nostri cuori, noi eleviamo le nostre mani, rivolti verso il tuo trono, lodando te. Noi eleviamo i nostri cuori, noi eleviamo le nostre mani, rivolti verso il tuo trono, lodando te. Lodando te. Lodando te. Vi chiedo per favore, chiudete i vostri occhi, inchinate il vostro capo. Se non ce la fai a stare in piedi, siediti, ma tieni gli occhi chiusi. Tu conosci di Gesù, ascolta. Tu conosci di Gesù, ma non lo hai ancora sperimentato nella tua vita. Tu non hai ancora conosciuto Gesù quale Signore e Salvatore nella tua vita. E la tua vita è in pericolo, è molto in pericolo. Perché se non lo riconosci quale Signore e Salvatore, il tuo futuro è incerto. Qualcuno ti ha detto che Gesù non è il Signore, Gesù è il Signore. Gesù è il Signore, è il Re dei Re, è il Signore dei Signori. Ricordati che ogni ginocchio si piegherà ed ogni lingua confesserà che Gesù è il Signore. Questa mattina c'è un'opportunità per te. Questa mattina c'è un'opportunità per te. Se non hai ancora sperimentato il Signore nella tua vita, io so, perché conosco bene la voce dello Spirito Santo, lo so molto bene, che c'è qualcuno in mezzo a noi che ha sentito parlare di Gesù, conosce la storia di Gesù, lo ama, ma non lo ha sperimentato quale Signore e Salvatore. C'è ancora posto per pochi minuti qui davanti. Se vuoi venire qui, io pregherò con te, per te, affinché lo Spirito Santo possa confermare che Gesù sarà il Signore nella tua vita. Alleluia. 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 Gloria a Gesù. Non rimandare al domani. Ascolta. Non rimandare al domani, perché il domani non ti appartiene. Alleluia. Quando penso al tuo amore per me, quando penso alla grazia mostrata, quando penso al tuo sangue per me, io non riesco a trattenere il mio canto per te. Desidero adorarti, desidero lodare te, desidero orarti, desidero piacere a te. Quando penso al tuo amore per me, quando penso alla grazia mostrata, quando penso al tuo sangue per me, io non riesco a trattenere
desidero lodare te, desidero onorarti, desidero piacere a te. Signore, ti ringraziamo per il tempo che abbiamo potuto trascorrere con te questa mattina tutti insieme, di pari consentimento. Ti ringraziamo per i cuori che tu hai toccato, che hai aperto, che hai liberato, che hai sanato, per i cuori donati a te questa mattina. Grazie, Signore. Tu ci sorprendi sempre. Sei l'Iddio del cambiamento che può cambiare ogni situazione, anche quella che a noi sembra impossibile. Grazie, Signore. Benedici il resto di questa giornata e accompagna ciascuno di noi a casa, anche i ragazzi di Area Gemme che sono fuori in uscita, Signore, riportali a casa sani e salvi. Grazie Gesù. Amen. Buona domenica.